Ascolto, buonasera. Come di consueto nel nostro paese l'attività equestre in questo periodo è molto intensa. Per quanto riguarda il salto ostacoli si susseguono gli eventi di rilievo. In particolare il Nord-Est propone a distanza di pochi giorni due concorsi internazionali che occupano ormai uno spazio ben definito nel calendario. Quello di Abano Terme e quello di Vicenza, dei quali vi offriamo una sintesi delle prove più importanti, i rispettivi grandi premi che hanno una formula identica, un percorso base, i migliori binomi ammessi a disputarne un altro differente, classifica stilata in base alle penalità complessive di ciascun binomio su entrambi i tracciati. In caso di parità di penalità diventa fondamentale il tempo impiegato sul secondo percorso. Cominciamo proprio con il concorso internazionale di Abano Terme. Siamo sul finire della manche iniziale ed è in campo Giampaolo Bassi che monta Just Do It, cavallo di origine olandese di 15 anni, è un castrone baio da libero. Prima parte di gara soddisfacente per Bassi, che ora è atteso dalla parte intermedia del tracciato, un terreno di gara che ha retto magnificamente nonostante un po' di pioggia nei giorni precedenti. C'è errore sull'elemento intermedio della combinazione. Qualche affanno anche sull'ostacolo conclusivo, però ci sono carezze per Just Do It che si è ben comportato. Un solo errore sugli ostacoli, 4 penalità, ma c'è un'aggiunta per un'infrazione di tempo. Superato il tempo accordato, dunque 5 le penalità per Giampaolo Bassi. Ed ora Natale Chiaudani monta da Zara Ariane Dautieu, cavalla di origine francese con la quale il cavaliere tortonese è molto affiatato, uno dei cavalieri più in vista negli ultimi tempi. Natale Chiaudani prova a entrare in seconda manche. Per il momento abbiamo registrato i netti del belga Perry Gerrill con Sea Coast Conan, senza errori anche Fidelvogt per il Liechtenstein con Touch of Clover. Bene anche l'olandese Mark Utsager con Ferna. Ora abbiamo visto Giampaolo Bassi con Just Do It che potrebbe entrare in seconda manche. Ma ora seguiamo Natale Chiaudani con la fedelissima Ariane Dautieu. Chiaudani, nato nel settembre del 1960, cavaliere piemontese che ha partecipato ai Giochi Olimpici di Atlanta nel 96. In quel periodo montava quello che probabilmente è stato il suo miglior cavallo, vale a dire Reingold de Luynes. Abbiamo visto una esitazione senza errore però alle tavole. Sempre brioso il ritmo imposto da Natale Chiaudani che tiene sotto pressione la sua cavalla. Non vuole ovviamente distrazioni, siamo nella parte intermedia del percorso. Superato anche questo verticale che aveva costituito insidia per altri concorrenti. Fase ultima del tracciato. E arriva il netto per Natale Chiaudani e per Ariane Dautieu che si qualificano per la seconda manche. Si toglie il cap il cavaliere piemontese per ringraziare il pubblico degli applausi e salutare anche la giuria. Dunque qualificato anche Natale Chiaudani. Con la sintesi ora passiamo al tedesco Hans Ulrich Grunov che monta Large Feeling,
Molte le bandiere dei paesi stranieri ospitati al concorso di Abano Terme, che ha veramente un tocco importante di internazionalità. Hans-Ulrich Grunhoff nel 2006 ha sostenuto una discreta campagna italiana presente a Cinzano, poi a Sanremo. Per lui soltanto piazzamenti. È mancata la vittoria. Nella circostanza monta Large Feeling, che è un annoverano, quindi cavallo di origine tedesca, nato nel 1994. Direttore di campo che ha disegnato i percorsi, Antonio Rasero, che ha cercato di distribuire le difficoltà un po' su tutti gli ostacoli. Non è partito con il piede giusto il binomio tedesco, fra l'altro l'andatura è abbastanza lenta, un errore dopo l'altro, non è giornata. Per Hans-Ulrich Grunhoff. E il bottino è piuttosto pesante. Supera l'ultimo ostacolo, sono 4 gli errori, 16 penalità più un punto di penalità per aver superato il tempo accordato, e dunque non si qualifica per il secondo percorso. Con la nostra sintesi andiamo a seguire l'ultimo binomio nella prima manche, anche se non è proprio corretto parlare di manche trattandosi di due tracciati differenti. In campo per l'Austria Alice Janut con Charmeur. Qualificato anche Pier Giorgio Bucci con il netto in sella da Zara Porto Rico. Alice Janut Orsner, classe 1969, recentemente alcuni piazzamenti marginali. Charmeur è un cavallo di origine svizzera, nato nel 1997. Bene anche sulla gabbia. Ora la triplice. Verticale di barriere, c'è errore. Un errore poi replicato sull'elemento intermedio della doppia gabbia. Naturalmente una delle insidie più consistenti in questo primo giro. Ultimo ostacolo anche per Alice Janut, che conclude con 12 penalità, 3 errori. E dunque siamo pronti per passare
al percorso decisivo. Antonio Rasero ha predisposto un tracciato di 410 metri, la velocità di 400 metri al minuto, il tempo accordato è di 62 secondi, il tempo limite è di 124 secondi. 8 ostacoli per 9 salti, compresa una combinazione, una gabbia. 11 binomi ammessi a disputare il secondo percorso. Apre le danze per l'Olanda Annette Willems con Nirvana. Annette Willems nel 2006 ha ottenuto ben poco, praticamente una delle prime apparizioni a livello internazionale. Può dirsi comunque soddisfatta della sua partecipazione al concorso di Abano Terme, al cospetto di avversari qualificati. Si presenta con un fardello di 7 penalità. Dunque si è qualificato anche Giampaolo Bassi con 5, al pari di Oscar Baldo, che sarà il secondo a entrare sul campo ostacoli. Poi 2 binomi con 4 penalità, Thomas Metzger con 1 penalità e poi il lotto dei favoriti, i 5 che si presenteranno con il netto. E si comporta molto meglio in questa seconda apparizione Nirvana. Percorso netto, il tempo è di 59,40, un totale di 7 penalità per il binomio olandese. Soddisfatta l'amazzone olandese ed ora tocca ad Oscar Baldo, che monta Condiglio. Oscar Baldo, nato nel giugno del 1967, monta questo cavallo di origine tedesca, è un Holsteiner di 12 anni, un castrone dal mantello grigio, figlio di Cassini. Per Oscar Baldo 5 penalità accumulate sul primo percorso. Diamo un'occhiata al tracciato disegnato da Antonio Rasero. Si parte con la triplice, 1,50 per 2 metri, poi un verticale di 1,50 m. Quindi i primi 2 elementi di quella che originariamente era una doppia gabbia. In entrata un verticale di 1,50 m e in uscita un Oxer 1,50 a barriere pari. Poi al numero 10 un verticale 1,55 m, il 12 un largo 1,50 per 1,60 m, quindi un altro Oxer 1,50 per 1,50 m e la chiusura con un verticale di 1,55 m e l'Oxer conclusivo 1,55 per 1,70 m. Estremamente regolare Oscar Baldo, altre 5 penalità anche in questa circostanza, non ha pigiato sull'acceleratore, ha accumulato una penalità per aver superato il tempo accordato, 64,62 il tempo, un totale di 10 penalità. Dunque è alle spalle di Annette Willems. E adesso Giampaolo Bassi in sella Just Do It, che abbiamo già visto in apertura di sintesi. Abbiamo visto le sue 5 penalità. Concorso di Abano Terme che richiama sempre una buona rappresentanza di cavalieri stranieri e vede al via anche buoni specialisti italiani. Si gareggia in un parco cittadino molto bello e
una parte di questo parco è stabilmente adibita all'attività equestre. Abbiamo visto intanto l'errore per Bassi, un concorso oltretutto confortato da una presenza di pubblico davvero notevole. Parte intermedia del percorso, arriva il secondo errore e dunque sono 8 le penalità di manche, un totale di 13 nel tempo di 61 e 94. Sempre al comando Annette Willems per l'Olanda. E adesso il primo dei due binomi che si presenta con 4 penalità per la Gran Bretagna, Carl Curtis con Pan Assi. Un errore alla prima apparizione. Carl Curtis non ha all'attivo risultati eclatanti in questo ultimo scorcio di stagione. Monta Pan Assi, cavallo di origine olandese da Concord, un cavallo di 9 anni. E qui cominciamo a seguire il lotto di pretendenti ai piazzamenti migliori, anche se abbiamo visto sbagliare Pan Assi. Per ora è sugli stessi livelli rispetto al primo giro. Un errore sul primo percorso, altre 4 penalità. E conclude, diremmo senza infamia e senza lode, un totale di 8 nel tempo di 59 e 88. Per il momento Annette Willems è stata anche la più veloce con 59,40, ma abbiamo l'impressione che si possa scendere di molto sotto questo limite. Adesso per la Svizzera Corinna Sorg con Quibus. Corinna Sorg è nata nel settembre del 1984, atleta giovane che sta cercando di ampliare il suo bagaglio di esperienza, accettando una trasferta prestigiosa come quella di Abano Terme. Ha gareggiato fino alla scorsa stagione fra i Young Riders. Per lei una proficua trasferta a Lummen con 2 vittorie in questo 2006 e diversi piazzamenti. Fra l'altro molto affiatata con Quibus, che è un cavallo di 13 anni, dal mantello Sauro, un cavallo di origine belga, figlio di quel grande stallone che è Darco. Vedete, abbastanza vivace questo cavallo dal bel modello. Corinna Sorg ha commesso un errore sul primo percorso e adesso sta andando molto bene, veloce e sicura. Ultima addirittura, Oxer conclusivo, superato, e arriva il netto anche per l'atleta svizzera, che dunque passa al comando con un totale di 4 penalità nel tempo di 54 e 45. Era facile prevedere che si potesse scendere di molto sotto i 59 secondi, 54 e 45, un primo riferimento abbastanza importante.
anche se restano 4 le penalità per Corina Sorg e c'è da scommettere sul fatto che sarà superata molto verosimilmente in classifica. Ci prova immediatamente l'austriaco Thomas Metzger con Lambada. Non ha commesso errori sul primo percorso, una penalità soltanto per aver superato il tempo. Thomas Metzger, nato nel febbraio del 1959, ha partecipato ai Giochi Olimpici di Atlanta nel 96 con Royal Flash. Terzo in Gran Premio a Jesolo proprio con Lambada, che è una cavalla di 10 anni, Holsteiner, di origine tedesca. Oxer su fosso, errore. Alla seconda uscita si comincia ad avvertire anche la stanchezza, è naturale. Ultimi 2 ostacoli, ancora un largo, rimangono 2 gli errori, ma anche qui c'è un'infrazione di tempo, 62,43, molto alto, e dunque 9 penalità, un totale di 10 per Thomas Metzger, che scivola indietro in classifica. Per il momento sempre al comando per la Svizzera Corina Sorg, in sella a Quibus, 4 penalità nel tempo di 54,45. Ma ora comincia la serie dei concorrenti che si sono qualificati con il netto in prima manche. Cominciamo con Pier Giorgio Bucci che monta da Zara Porto Rico. Pier Giorgio Bucci è aquilano, è nato nell'agosto del 1975, risiede però in Lombardia. Ha avuto come istruttori fra gli altri Duccio Bartalucci. Lo ricordiamo nel 2000, medaglia d'argento ai campionati italiani Young Riders con Graveur. Il pubblico sottolinea con un piccolo boato di disappunto l'errore di Pier Giorgio Bucci. Porto Rico, classe 1997, un castrone grigio di origine olandese. Ha rovinato un po' tutto in pochi secondi Pier Giorgio Bucci e dunque scivola indietro nonostante il netto nella prima manche, 12 penalità, un bottino pesante. Il suo totale in 49,79 era stato velocissimo. Naturalmente sempre difficile coniugare precisione sugli ostacoli e rapidità, ma qui sta il segreto di questa formula di gara. Adesso per il Liechtenstein, Fidel Vogt monta Touch of Clover. Anche questo binomio si presenta con il netto per Vogt, un 2005 ricco di soddisfazioni, con una vittoria a Pontedera in una categoria mista, poi piazzamenti a Linz, anche ad Abano Terme e a Busto Arsizio. Un abitué dei nostri concorsi monta Touch of Clover, che ha 16 anni, è un sauro da Touchstone, con qualche affanno sull'ostacolo appena superato. Vediamo se arriverà il primo netto di questo Gran Premio del concorso ippico internazionale di Abano Terme.
Per ora Touch of Clover non ha commesso errori ed è atteso dall'ultima dirittura, dagli ultimi 2 ostacoli. Bene, molto bene, è contento ovviamente Fidel Vogt, però attenzione, un'occhiata al cronometro, 63,53, una penalità per aver superato il tempo accordato. Balza comunque al comando della classifica provvisoria e dunque in caso di percorso netto nel tempo Mark Utsager, che si presenta in campo per l'Olanda, avrebbe la possibilità di portarsi in testa alla graduatoria. Mark Utsager monta HBC Ferna, cavaliere nato nel gennaio del 1971. Nel 2004 ha partecipato al campionato del mondo per giovani cavalli, 15° fra i 7 anni alla Naken. Nel campionato nazionale quest'anno è giunto 12°, però è un cavaliere che ha confidenza con la vittoria. In sella a Dancing Queen ha ottenuto successi a ripetizione anche in Italia, poi con Scotch si è imposto ad Arezzo. Insomma, un cavaliere da tenere d'occhio. Oltretutto Ferna è una cavalla di origine olandese di 9 anni da Calvados, che ha dimostrato di saper saltare e come. Pubblico ancora in attesa del primo doppio netto nel tempo. Ci prova Mark Utsager, atteso dalle ultime 2 insidie. Bene sul penultimo verticale, ora l'Oxer conclusivo. Guardiamo il cronometro, sì, 55,24, doppio netto, conclude con 0 il suo pomeriggio l'olandese Mark Utsager, che si porta al comando in sella a Ferna. Dunque chi vorrà aggiudicarsi questo Gran Premio di Abano Terme non dovrà commettere errori sugli ostacoli ed essere più veloce rispetto al 55,24 del cavaliere che abbiamo appena visto all'opera. Ancora 2 binomi prima della conclusione della gara. Adesso vedremo per il Belgio Perry Gerrill con Sea Coast Conan e poi per l'Italia Natale Chiaudani con Ariane Dautieu. Adesso Perry Gerrill che monta Sea Coast Conan, 9 anni Holsteiner, dunque origine tedesca, per questo stallone baio da concerto. Cavaliere giovane, anch'egli alla ricerca di un sigillo internazionale. Se la cava bene sulla combinazione, sulla gabbia, verticale di tavole e barriere. Bene anche qui. E sembra decisamente più veloce rispetto a Mark Utsager. Naturalmente è un vantaggio spesso entrare in campo dopo, si hanno punti di riferimento precisi. Ancora senza errori Sea Coast Conan. Superato l'ultimo largo, 52,03. Passa al comando. In seconda posizione Mark Utsager, addirittura polverizzato il tempo del binomio olandese per il belga, 52,03, che resta il riferimento preciso per Natale Chiaudani, che concluderà questo Gran Premio in sella ad Ariane Dautieu. E l'impressione è che si possa ancora scendere sotto la barriera dei 52 secondi. Ne ha la possibilità Natale Chiaudani, che ha a disposizione un match ball, per utilizzare un termine caro al mondo del tennis. Solo Natale Chiaudani può battere
il belga Perry Garrel. Cavaliere piemontese, molto concentrato, gareggia con gli occhiali, bene sul verticale, ha esperienza da vendere, Natale, e cerca di rosicchiare decimi di secondo preziosi laddove è possibile, bene anche su questo verticale. Per ora disponibile Ariane Dauthieu. Il tifo del pubblico che naturalmente vorrebbe un successo italiano. Parte conclusiva del percorso, purtroppo arriva l'errore sul terzultimo ostacolo, davvero un peccato perché era veloce Ariane Dauthieu. Per il resto impeccabile, rimangono 4 le penalità per il binomio azzurro, 46-10, avrebbe stravinto senza quell'errore. Natale Chiaudani deve invece accontentarsi del quarto posto, dunque la classifica definitiva vince per il Belgio Perry Garrel con Seacoast Conan, in seconda posizione per l'Olanda Marcus Zager Ferna, in terza posizione per il Liechtenstein Fidel Vogt e al quarto posto il primo degli italiani Natale Chiaudani con Ariane Dauthieu. Ed ora un breve stacco pubblicitario e poi ancora salto ostacoli.